illumina quanti si preoccupano a difesa della vita nel ridurre gli incidenti stradali e la loro potenza distruttiva. Nella giornata mondiale dedicata alla piaga degli incidenti, la preghiera per le vittime della strada, letta da Romina Ceccato, mamma di Riccardo Laugeni, uno dei 4 ragazzi morti a Jesolo il 14 luglio del 2019, nella chiesa di Musile di Piave. L'associazione da lei fondata, Alba Luci sulla Buona Strada, ha voluto fortemente una messa e la partecipazione di sindaci del territorio, sia del trevigiano che del veneziano. La presenza qui di questi sindaci e anche di Treviso per me è una cosa meravigliosa. Questo significa collaborazione, significa che stiamo unendo le nostre forze ed è la cosa più bella. Questo deve passare, però non voglio che finisca qua. Questa mamma che con tenacia nel portare la sua testimonianza ci sollecita quotidianamente perché altre vite non siano da perdere nelle strade. Bisogna sensibilizzare i giovani ad una guida prudente sicuramente, ma anche sensibilizzare le istituzioni a fare in modo che le strade vengano messe in sicurezza e che si possa evitare il più possibile questi tragici incidenti. Il modo migliore per onorare la memoria è prendersi degli impegni. Ed è per questo che come conferenza dei sindaci del Veneto Orientale ho proposto che il prossimo anno sia proprio dedicato a un master plan della mobilità, della viabilità e anche e soprattutto per individuare quei punti critici della sicurezza stradale che devono essere assolutamente risolti. E sono contento che sia stata data adesione da parte di tutti i sindaci di questo tema che purtroppo ci vede pagare ogni anno un grandissimo tributo di vittime.